Ma quali sono le abitudini alimentari di chi abita nel nord-est? Una ricerca ci dice che i veneti cercano la qualità e amano i prodotti del territorio. Il corrispondente da Padova, Stefano Eder. Una ricerca condotta da Community Media Research, in collaborazione con Questlab, ha sondato i comportamenti alimentari dei nordestini e dei veneti in particolare, e dal campione intervistato, 1500 persone, è emerso che la tendenza, quando si va a fare la spesa, è quella di privilegiare il prodotto di qualità, soprattutto locale. Il Made in Italy tira sempre, e proprio nel settore agroalimentare chi produce farine e lieviti per pane, privilegiando la genuinità degli ingredienti, registra i maggiori successi anche a livello europeo. Federico Allamprese, imprenditore di Maserà, nel Padovano. Siamo in una fase, secondo me, di grande ripresa e che, ripeto, vede nei prossimi anni una continua crescita di prodotti locali e artigianali. Dal sondaggio è emerso anche che sono i prodotti a chilometri zero i più ricercati per il consumo quotidiano e che l'alimento con marchio di qualità è un altro dei parametri che fa testo negli orientamenti al momento dell'acquisto. Infine, i consumatori più attenti sono i cosiddetti equilibristi, che cercano un buon rapporto tra qualità e prezzo. Di solito maschi, cinquantenni, oppure casalinghe e anche chi ha un titolo di studio elevato. Chiusa la